spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Va ora in onda, lo sapevate che il giusto equilibrio tra mente e corpo conducono Alessandra Rovida e Manuel Muttarini. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplici@gmail.com. Oggi proseguiamo il nostro viaggio all'interno delle vitamine. Dopo aver lasciato il gruppo vitaminico B, ci addentriamo nella vitamina C. Questa vitamina è indispensabile all'organismo. Essa agisce nei fenomeni di ossidoriduzione, ma anche a livello di antinfettiva, tonificante e partecipa alla distruzione delle tossine. Utilizza il ferro e ha anche un'importante azione alle surrenali. Influenza anche le funzioni della tiroide, il corpo luteo dell'ovaia e mantiene la resistenza capillare ed ha anche proprietà desensibilizzanti. La sua carenza causa lo scorbuto. Questa malattia colpiva un tempo i marinai, gli esploratori, i soldati isolati, che si nutrivano esclusivamente di cibi conservati. Questa affezione è caratterizzata da spossatezza, ulcerazioni ed emorragie gengivali, perdita dei denti, alito cattivo, caduta dei capelli e talvolta anche delle unghie. La pelle diventava secca ed è segnata sul tronco e anche sugli arti inferiori. Provocava delle macchie gialle, ma anche verdi o rosse. Le ginocchia si gonfiavano, i muscoli si vanno a contrarre e la respirazione diviene faticosa. I denti, come abbiamo detto, cadono e le ossa si demineralizzano e si cariano. Estendendosi quindi le ecchemiosi producono emorragie, talvolta mortali. Infine sopravviene la putrefazione del corpo. Questo morbo non esiste più al giorno d'oggi, ma nei grandi centri si riscontrano numerosi casi dovuti appunto ad errori alimentari. Infatti l'insufficienza di verdure crude e l'abuso di prodotti conservati può provocarli e l'organismo, incapace di immagazzinare un'importante riserva di vitamina C, ha questo deficit. Questa vitamina si trova in tutti i vegetali freschi. È la vitamina più sensibile alla cottura. Pensate, diminuisce più del 50% negli ortaggi cotti nell'acqua e l'invecchiamento naturalmente ha un effetto analogo. Abbonda nel cavolo, nel pomodoro, nel prezzemolo, nel dragoncello, nella cipolla, nelle insalate, ma anche nel ravanello, nel peperone, nel limone e nell'arancia, ma anche nel pompelmo, nella frutta acida e nelle castagne. Ad esempio, 100 grammi di castagne contengono, pensate, 50 mg di vitamina C, ossia quanto un limone. E lo trovate anche nel frutto della rosa canina e anche nel polline. La vitamina C invece manca nei legumi secchi, come possono essere i fagioli, le lenticchie, le fave, nelle mandorle, nelle noci e nei cereali. Quindi la vitamina C è indicata nelle sue forme più specifiche come l'emorragia delle gengive, nelle stomatiti, nel disturbo del sistema osseo e anche della coagulazione sanguigna, nelle malattie infettive di ogni natura, negli stati di sovraffaticamento fisico e anche intellettuale, nelle convalescenze, nella gravidanza e l'allattamento delle allergie. Alcuni studiosi hanno scoperto che alte dosi di vitamina C permettono un notevole abbassamento del colesterolo in eccesso.
Ed ora parliamo della vitamina C2 o vitamina P. Lo scorbuto, che si pensava derivasse da una avitaminosi C, in realtà è la conseguenza di una doppia avitaminosi, cioè la C e la P, essendo quest'ultima un fattore di resistenza capillare e di diminuzione della permeabilità dei vasi. Quindi la sua carenza condiziona le emorragie dello scorbuto. La vitamina C di sintesi non è sufficiente da sola a guarire lo scorbuto emorragico, ma lo possono invece il limone e diversi agrumi, appunto grazie alla vitamina P che contengono. La vitamina P, sinergica della vitamina C, è oggi considerata come un mezzo per economizzare questa vitamina, ragione per cui lo hanno cambiato e gli hanno cambiato il nome chiamandola vitamina C2. Quindi quando sentirete parlare della vitamina C2 sappiate che contiene anche la vitamina P. Essa riunisce elementi molto diversi e numerosi, potrebbe essere la rutina, la citrina, la catechina, eccetera, contenuti in alcuni vegetali, quali, come dicevamo prima, il peperone, la paprika, il grano saraceno, il mirtillo e soprattutto sempre negli agrumi, quindi aranci, limoni, pompelmo. È indicata nei fenomeni emorragici e nelle varie sindromi di permeabilità capillare, quando troviamo tutti i capillari, specialmente sulle gambe, quindi lo scorbuto emorragico, emorragie capillari, infettive, reumatiche, tossiche ma anche da medicamenti, emorragie viscerali, edemi, pleuriti, ascessi, emorragie retiniche, affezioni venose, artrite e anche agli arti inferiori. In genere la si prescrive insieme ad altre medicine che variano secondo appunto la natura della malattia. Quanto sia la dose, questa non è ancora stata determinata. Come vi abbiamo detto, i gruppi di vitamine molto spesso vengono raggruppati, quindi abbiamo parlato della vitamina C e della vitamina C2. La volta successiva andremo a vedere quella che è la vitamina D, una vitamina che molti di voi conoscono molto bene, soprattutto per quanto riguarda il benessere delle ossa e anche per quanto riguarda la sua sintetizzazione con la luce solare in esterno. Vi ricordo sempre che tutto quello che voi sentite è prettamente a scopo informativo, quindi qualora voi aveste casi di ipo, quindi di carenza o di iper, di eccesso di vitaminosi, cercate sempre di andare a parlare con il vostro medico e anche col vostro professionista nel caso avete discorsi di naturopatia. Ricordatevi sempre che le vitamine, come per quanto riguarda il discorso quelle vegetali, ricordatevi questo, che più andate a cuocerle, più loro perdono il loro potere, il loro beneficio. Certamente vanno lavate perché devono essere disinfettate, tutto, però ricordatevi sempre che, come avete appena sentito, un alto tasso di ebollizione può provocare naturalmente una perdita e questo vale soprattutto di più per quello che riguarda il discorso dei vegetali. Grazie come sempre per essere rimasti con noi. L'appuntamento è per la settimana prossima. Per le vostre richieste e per le vostre domande scrivete a ilmondodeisemplicimail@gmail.com. Avete ascoltato? Lo sapevate che? Omar dropped it. Bentrovati amici ascoltatori. Allora, oggi voglio mettervi in guardia soprattutto sia per gli utenti Apple sia per gli utenti di Amazon. Perché? Perché ci sono delle truffe in corso, sempre con la solita procedura, ovvero file phishing, che vanno a chiedervi delle informazioni personali. Dunque, partiamo da questo presupposto. Amazon
Apple, come anche Android, non andrà mai e poi mai a chiedervi quello che è il fattore di chiedere delle informazioni personali, perché andando a chiedere delle informazioni personali dovrete mettere la vostra email e la vostra password e questo non va bene. Quindi, cosa sono, un piccolo riassunto, le email phishing? Sono quelle email fittizie dove il malintenzionato va a riprodurre il logo di Apple, il logo di Amazon e tutto quanto, dicendovi guardate che c'è una falla nel sistema, quindi si prega di inserire nuovamente l'email, di inserire nuovamente quello che può essere il discorso della vostra password per ragioni di sicurezza. Ecco, sappiate che Amazon, Apple, Android, Google non vi chiedono mai queste cose. Innanzitutto, prima cosa, non cliccate mai su link esterni. Cliccate la parte di coloro che vi mandano l'email e vedrete che comunque non sono certificati. Qualora vi risulta certificato, sui propri siti internet di Apple, di Amazon, come di Google, ci sono dei numeri di telefono. Telefonate sempre prima, perché altrimenti se date le chiavi d'accesso a queste persone è letteralmente caos, perché entreranno nel vostro account, utilizzeranno le vostre carte di credito e quindi vi ruberanno dei soldi. Questo lo sto notando, infatti alcune truffe di Amazon sono ad esempio oggi è in consegna questo pacco, premi qui per poter monitorare, lasciate perdere, tanto sapete benissimo che comunque arriva. Stesso discorso, ripeto, per Apple, perché mi sono accorto che arriva proprio un'email dove in questa email c'è quello che è proprio rappresentazione del logo, è stata fatta perfettamente, sembra uguale, ma ricordatevi sempre che il file phishing presentano degli errori di ortografia e la stessa Apple invitava comunque a non premere nulla. Purtroppo questo non servono gli antivirus, cioè queste email riescono comunque ad arrivare. Stesso discorso per quanto riguarda anche le telefonate, quando ricevete telefonate magari da Paesi Bassi, da Spagna, non rispondete nemmeno perché comunque non ve la cavate più. Quindi mi raccomando, tantissima attenzione, perché purtroppo stiamo entrando in un'era dove i servizi digitali, i servizi di abbonamento sono sempre all'ordine del giorno, sempre qualcosa che si continua ormai a fare, fa parte della nostra vita e in automatico non dobbiamo cercare di arrivare a cadere in queste loro trappole. Quindi cercate sempre di stare attenti, non cliccate nessun file che vi arriva e le password non lasciatele mai sul cellulare, neanche sul computer, ma piuttosto stampatele e scrivetele su un quaderno in modo tale che possono essere sempre alla vostra portata. Quindi prestate attenzione. Come sempre, grazie per avermi seguito, ci possono essere anche altri consigli e qualora ci fosse un argomento che magari vi potesse servire o magari può essere diciamo di vostro gradimento, di interesse, scrivete direttamente su Radio Libertà in modo tale che lo andiamo ad approfondire.